Raffaella Nadalutti, l'altro Veneto. Oggi ritorna il famoso DDL Buona Scuola alla Camera, approvato recentemente al Senato, ma continua a dividere. L'opposizione è sul piede di guerra. Noi non siamo un'opposizione a livello nazionale, siamo un'opposizione a livello locale, siamo sicuramente schierati contro il no per questa riforma e sosteniamo invece la legge di iniziativa popolare per la riforma della scuola. Quali sono le cose assolutamente negative che prevede questa riforma? Il fatto che sia ispirata sostanzialmente a un risparmio per lo Stato, a un risparmio per la spesa pubblica, il fatto che introduca un principio di privatizzazione della scuola pubblica contravvenendo in questo modo al dettato costituzionale e anche perché sostanzialmente cambia la funzione educativa della scuola. Da che cosa è dimostrato il fatto che ci siano questi punti critici? Innanzitutto dal fatto che lo Stato prevede di non intervenire, la riforma è a costo zero, quindi lo Stato ha deciso di delegare ai privati l'onere di sostenere la scuola. Non si parla assolutamente, quando uno parla di buona didattica deve pensare per esempio alla quantità di studenti che ci sono nelle classi, questo punto non è assolutamente previsto, o meglio se è previsto si sostiene che si può ridurre il numero di studenti per classi ma senza aumentare il numero di classi e questo non si sa come possa avvenire. Poi si prevede di costituire una rete di scuole che prevede l'accorpamento del personale ATA e del personale docente, anche questo in funzione di una riduzione delle spese, mentre si danno incentivi sostanzialmente ai privati perché sovvenzionino la scuola, perché in questo modo possono pagare meno tasse, oppure addirittura si fanno riduzioni dell'IRPEF a coloro che iscrivono i figli alla scuola privata. Non solo, la questione dell'autonomia che delega alle scuole maggiori margini di indipendenza nella gestione del piano dell'offerta formativa significa che lo Stato decide di far decadere anche la sua funzione di stabilire dei principi cardine sui quali i cittadini devono essere in qualche modo formati. Non sto parlando dello Stato etico, però di uno Stato che insegna non soltanto le materie fondamentali, ma anche una idea di società. E dietro questo, che cosa io penso che ci sia? Io penso che ci sia quello di cui poco si parla in giro. Tutte le riforme del governo, la riforma della scuola va integrata in tutto il sistema di riforme che il governo Renzi sta attuando, che mira sostanzialmente a deregolamentare il mondo del lavoro, a demolire il sistema dei servizi e a predisporre la privatizzazione invece.